Buongiorno a tutti. Oggi vi ho portato a Budrio, provincia di Bologna. Sono tornato in Emilia Romagna e andremo a vedere questa che vedete davanti a noi, la chiesa di San Marco. Io la chiamerei chiesetta perché è abbastanza piccola, però prima di entrare, scusatemi, mi mangio una mora molto buona, è anche bagnata dalla rugiada mattutina. Allora, entrare è molto facile, non pensavo, e c'è anche un sentiero. Allora, lì c'è l'ingresso della chiesa e qui quello che presumo sia la sacrestia o qualcosa di simile. Voglio solamente capire se comunicano i due edifici o se devo tornare fuori e andare nell'altro, perché insomma il luogo, come possiamo vedere, è devastato, però insomma vabbè, me l'aspettavo. Hanno anche dato fuoco al calendario che è dell'anno 1999. Vedete, i calendari molte volte ci danno l'età dei luoghi che visitiamo. Allora, questa è una porta murata. Misteri. Io avrei detto che c'è un altro piano sopra, però magari ho detto una cretinata, scusatemi, ritorno qui dentro per essere sicuro. No, non c'è un altro piano. Cavo elettrico. Allora, hanno tagliato i cavi elettrici, si sono portati via anche il rame, anche qui, ma quanto rame si possono portare via da un edificio come questo? 50 grammi? Non lo so, guardate. Ogni tanto resto un po'... Che strano sto posto, aspettate che andiamo a vederlo. Strano nel senso che è un muro, è un corridoio che c'è tra la canonica, come volete chiamarla, e la chiesa. Qui è pieno di oggetti, tronchi di legno. Stiamo molto attenti perché non è facile. No, vabbè, ma c'è anche camminarsi sopra gli oggetti, lì vedo tutto demolito. Proviamo a vedere se riusciamo a entrare da dietro eventualmente, perché entrare da qua mi sembra un pochino complicato. Andiamo a visitare il pezzo forte, perché alla fine il pezzo forte dovrebbe essere la chiesetta, sperando che la porta sia aperta. A me sembrava aperta, sì. Oddio. Allora, la chiesetta è bellissima, ma è distrutta. Guardate che roba. Ma qui c'erano delle scrivanie. Guardate questa, ma cos'era? Un'acquasantiera gigante? No? Sì. Fonte della salute. Guardate, hanno rotto addirittura tutto anche qui dentro. Cioè, il luogo è il classico luogo da foto, perché io credo che se entrasse un fotografo qui dentro fotograferebbe questo bellissimo altare e soprattutto la cornice dietro. È bellissimo. Però posso farvi notare, guardate, questo è uno scalino alto 15-20 centimetri di guano, perché i colombi si appoggiano su quel palo lì, su quello e su quello, e hanno fatto i 3 scalini di guano alti 20 centimetri. Qui c'è un altare, orate pro nobis, lì c'è un altro altare, qui c'è la stanzetta di prima, il corridoio. Questo è il corridoio di prima, vediamo se riesco a portarvi a vedere qualcosa. Sì, è quello. No, beh, qui è cresciuto un albero. E qui c'è una stanza piena di alberelli. Quindi direi che non è che c'è molto da vedere. No, la parte secondo me molto bella è questo altare.
purtroppo in parte vandalizzato. Vedete, hanno portato, no, non l'hanno portata via, hanno staccato hanno rotto questa tavola di marmo e l'altra che manca è per terra in pezzi. Se c'è qualcosa che non sopporto sono i danneggiamenti fini a se stessi. Se c'è una cosa che non sopporto 2 volte è fare i danneggiamenti in una chiesa, un luogo sacro, che non per tutti è sacro, ma che comunque andrebbe rispettato anche se abbandonato. Eccolo qua, il cucciolo di colombo. Anzi, i cuccioli no, un colombo è grande e uno è cucciolo. Sì, è piccolino, credo che non voli ancora, sennò si sarebbe spaventato. Vediamo se c'è qualcosa qui dietro. Mamma mia, che puzza che c'è. No, questo è grande, ma quell'altro è piccolino, infatti non vola. Perfetto, vediamo cosa c'è qui. Il colombo, ovviamente. Peccato, c'è una scala lì che va sul campanile, ma io non oso neanche pensare. No, non vado. Mi avvicino un attimo, adesso vi faccio vedere la scala da vicino, ma non vado di su. Vedete, c'è una scala di ferro che va su sul campanile, ma mi sembra veramente da paura. Niente, peccato. Peccato veramente, peccato nel senso per come è ridotto questo luogo. Perché doveva essere una chiesa molto, molto bella. Molto, molto bella. Bene signori, guardate l'affresco che c'è lì sopra. Non l'avevo neanche notato all'ingresso. Ma anche, notate anche questa lavorazione sopra la porta. Sì, lì c'era una specie di balconata, chiamiamola. Scusatemi il termine, sicuramente sbagliato. Guardate che belli gli intarsi nel legno. E il quadro. Un santo, San Marco ovviamente, siamo nella chiesa di San Marco, quello non può essere che San Marco. Bene, io vi saluto da questo posto, come si può dire, abbandonato. Più abbandonato di questo non c'è nulla. Guardate, c'è un albero addirittura sul tetto della chiesa, lo vedete da lì. Io vi saluto e vi auguro buona giornata.